Pronti? 1, 2, 3. Segnale buono, sbaglia Urukeniatta mentre si Numero avvantaggia 2, Zeus di Girifalco Urukeniatta nei squalificato. confronti di Van Helsing Font che insiste all'esterno e si porta a condurre in terza Ripetiamo, posizione. numero 2, Urukeniatta squalificato. Urukeniatta è squalificato, ma probabilmente non ha sentito il suo interprete, sbaglia nuovamente. A questo punto si toglie probabilmente di mezzo, mentre Van Helsing Font ha sfondato e ora c'è l'attacco però deciso di Unica Kagemar che in 400 metri cerca di sfilare in testa, continua nel suo attacco su Van Helsing Font che però rientra all'avversaria e la costringe a sistemarsi dietro in seconda posizione. 600 però molto svelti considerando la partenza con i nastri e anche la distanza 44,3. Ricordo corsa sui 3 giri di pista, uno sta per essere completato, Van Helsing Font in vantaggio nei confronti di Unica Kagemar, più indietro invece è rimasto Zeus di Girifalco, al largo è Tile seguita da Rili DL che ha avuto qualche problema. Intanto Visa S cerca la terza corsia quando siamo al chilometro completato nell'ordine dell'1.16.2 per quanto riguarda lo start. Seconda posizione per Unica Kagemar, terza ruota per Visa S che scatta a centropista e con un parziale si porta in breve sui primi. Visa S ha recuperato i 40 di penalità e ora a metà gara esatta piomba su Van Helsing Font che continua a guidare fin dalle prime battute. A contatto rimane Unica Kagemar, in terza posizione lungo la corda Zeus di Girifalco e intanto un altro parziale veloce in 14,7. Cavalli al secondo passaggio davanti alle tribune con Van Helsing Font che continua a guidare nei confronti di Unica Kagemar, all'esterno Visa S. Il parziale ora in 14,6, al largo c'è sempre Tile in seconda pariglia e seguita da Rili DL, via via tutti gli altri con in coda Valle Incantata. Cavalli a 650 dalla conclusione, Van Helsing sempre a condurre nei confronti di Unica Kagemar, Visa S. Poi Tile ancora Zeus di Girifalco lungo la corda, poi Rouen Pest TFT, siamo a 400 dalla conclusione, Van Helsing sempre leader, Visa S che non riesce per il momento a prenderlo sotto tiro e serra sotto invece Unica Kagemar, poi lo scatto di Tile cala Visa S, lungo la corda anche Zeus di Girifalco, poi Rouen Pest, anche Zeno del Ronco che però sbaglia, retta d'arrivo con Van Helsing in vantaggio, Van Helsing a 100 dalla conclusione. Numero 7, Zeno del Ronco squalificato. Appesantisce l'azione nel finale Van Helsing Font, ci prova Tile ci prova ma sul palo è Van Helsing Font probabilmente che si salva ancora da Rouen Pest TFT. Poi vicini gli altri con Tile forse terza, è da rivedere anche questo arrivo, con Van Helsing in vantaggio a pochi metri dal palo, arriva a bomba Rouen Pest TFT, quindi 2 cavalli dello start. Andiamo a rivedere le battute conclusive. A questo punto Van Helsing è in vantaggio, Rouen Pest finisce a bomba a centropista, vedete arrivare in questo momento Rouen Pest che supera Tile si arriva anche su Van Helsing Font, ma forse è tardi e Van Helsing Font dovrebbe essersi salvato. Maurizio Cheli in percorso di testa sui 3 giri di pista maratona riesce probabilmente a salvarsi. Terzo posto per Til al quarto finisce Zeus di Girifalco, almeno questo è l'arrivo per quanto riguarda le prime posizioni, ma aspettiamo naturalmente il verdetto della giuria. Ci sarà probabilmente fotografia, anzi quasi sicuramente, ma la vittoria dovrebbe essere per Van Helsing Font e Maurizio Cheli.